Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, è ancora tempo di novità insieme alle stelle di Radio.0 e allora siamo pronti a partire per il nostro viaggio tra i 12 segni. Diamo subito il via con l'Ariete. Plutone, alto nel cielo in quadratura, vi propone traguardi ambiziosi per la vostra carriera, frenati però dalle critiche di Mercurio all'opposizione. Braccio di ferro tra famiglie e aspirazioni personali, vincerà la situazione più importante per voi. Toro, la luna vi parla di lavoro oggi, ma nel tempo libero è sul vostro benessere che dovrete concentrarvi, tanto per cominciare non esagerando a tavola. Imparate a bere molta acqua e cercate di ritrovare nell'alimentazione un certo equilibrio. Gemelli, luna amica del vostro segno, il suo bianco raggio addolcisce i sentimenti e concentra l'attenzione e la vostra attenzione sugli affetti familiari, l'arte e la creatività. Spese importanti ma sono già in calendario, non solo abbigliamento purtroppo, anche multe e tasse. Cancro, a rendervi ermetici oggi la quadratura Mercurio-Plutone, non che il partner sia tanto loquace, anzi sembrate oggi non avere nulla da dirvi. Luna storta per entrambi, quindi rinunciate oggi ai chiarimenti, le posizioni sono troppo divergenti per trovare un accordo, riprovate domani. Leone, martedì da vincenti, come si conviene al combattivo re della foresta, con l'artiglio proteso pronto a colpire. L'ambiente è competitivo ma stimolante, la Luna e Mercurio sono dalla vostra, soluzioni rapide quindi e innovative fanno centro al momento giusto. Vergine, privilegiato il settore commerciale per voi, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono, la famiglia in fondo vi costa un po'. Siete soddisfatti del vostro tran tran, coccole al gatto, spesa veloce e relax in compagnia di un buon libro o della buona musica. Bilancia, Mercurio nel vostro segno dovrebbe sostenervi, ma sotto il tiro di Plutone contrario perde anche lui energia, così come le vostre parole perdono mordente. Se in famiglia tira aria di tempesta, tagliate la corda, rinviate i chiarimenti anche voi a momenti più quieti. Scorpione, tanti pensieri nella vostra testa, ma tante anche le emozioni nel cuore. L'imperativo però resta il silenzio per voi, perciò vi tenete tutto dentro stentando una facciata impassibile. Tutto questo tenetelo bene a mente, è colpa della Luna, immobile e malinconica in 12ª casa, ma anche di Saturno che frena sul vostro divertimento. Sagittario, avrete buone chance di miglioramento in giornata sia nel posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra. Seguite magari il consiglio di un amico a fare una corsetta, scoprirete quanto vi aiuta all'aria fresca della mattina. Capricorno, Plutone nel vostro segno bisticcia con Mercurio in giornata che vi spinge a fare progetti arditi e del tutto irrealizzabili. Attriti anche sul lavoro con il capo, il self-control ricordate fa miracoli, ma quando le provocazioni sono troppe e incessanti anche lui fatica a reggere. Acquario, se siete alla ricerca di un lavoro compilate il curriculum facendo mente locale su tutte le attività, i corsi, le esperienze professionali che avete accumulato fin qui. Non vi aspettate di certo voi un lavoro sotto casa, ma siete ben felici di andarvene lontano purché lo stipendio alla fine sia buono. E chiudiamo infine con i pesci. Luna e Mercurio misteriosi celano persino l'evidenza. State sicuri che se avete un segreto da nascondere con la loro complicità, tale rimane. A tenervi bordone i soliti vecchi amici che anche se di poche parole vi affiancano garantendovi un grande appoggio. Ed è tutto quindi anche per questo martedì dalle nostre stelle, noi ci risentiamo domani per tutte le novità, intanto auguriamo a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0